In questi anni di opposizione ci siamo trovati come gruppi consigliari ad affrontare, a studiare, ad analizzare dei temi importanti. Le scuole, intese sia come stabili sia come attività formative, l'associazionismo, la trasparenza, la sicurezza. Su ognuno di questi temi ci siamo trovati ad avere posizioni simili e spesso coincidenti. L'ovvia e logica conseguenza non poteva che essere quindi quella di unire le forze per dare un'alternativa alla comunità di Giavera. Il nostro impegno si concentrerà fin da subito sull'adeguamento sismico e sull'efficientamento energetico delle scuole elementari di Cosignana, di Santi Angeli e Giavera e una nuova scuola media a Giavera, risparmiando così almeno la metà delle risorse finanziarie ad oggi previste, così da poter utilizzarle anche per la realizzazione di 2 rotatorie su via Schiavonesca, per la realizzazione e sistemazione di piste ciclopedonali già individuate e per rendere costante la cura del verde pubblico e del decoro urbano. Gli altri grandi temi saranno la creazione di un ufficio cultura e sport che agevolerà la vita delle associazioni e si occuperà dello sviluppo del turismo sostenibile, nonché di attività sportive. Particolare impegno sarà anche profuso nell'ambito della sicurezza tramite il controllo del vicinato, grazie ad incontri mirati per la prevenzione delle truffe e per un tema importante quale la tutela ambientale e territoriale. Dobbiamo valorizzare gli impianti sportivi, le cui strutture ad oggi sono abbandonate e fatiscenti, e individuare le migliori e corrette soluzioni per la valorizzazione di un patrimonio molto importante come Villa Wasserman.